Nella tarda mattinata di ieri, a conclusione della celebrazione per il 75° anniversario della Liberazione, sono stato avvisato dal custode dell'Ecocentro che 2 persone, scavalcando la recinzione, erano entrate nel cimitero per far visita ai propri defunti. Pensavano che l'amministrazione comunale si fosse semplicemente dimenticata di aprire il cancello del cimitero di Tezze sul Brenta. Due pensionate che non avevano perso tempo per raggiungere il Camposanto dopo l'annuncio regionale della riapertura dei cimiteri, non ci hanno pensato su 2 volte e hanno scavalcato il cancello per raggiungere le tombe dei propri congiunti. Una volta terminata la visita, sono tornate a casa facendo lo stesso percorso a ritroso e saltando nuovamente la recinzione. Il fatto, se da un lato dimostra il buono stato di salute delle due anziane, dall'altra rivela quanto sia forte il desiderio, condiviso da tanti, di poter tornare a far visita alle tombe dei propri cari. I sindaci del Bassanese avevano già convenuto di riaprire i cimiteri a partire dal 28 aprile, martedì prossimo. L'appello fino ad allora è di portare pazienza. Comprendo il grande desiderio di portare un saluto ai propri cari, ma invito tutti ad attendere fino a martedì mattina, quando i cimiteri saranno aperti tutti quanti. Invito inoltre la popolazione ad entrare nel cimitero solo per una preghiera e per deporre qualche fiore e non fermarsi per fare assembramenti per tanto tempo, perché devono rispettare ancora le norme che ci sono in vigore fino al 4 di maggio.